3-0 pesantemente con il Vicenza, con la doppietta di Rachid Arma e il gol di Giacomelli. Pallone in verticale, deve girarsi Caracciolo, resta lì Caracciolo e poi il tentativo sotto misura ancora una volta con il gol messo a segno da Scarsella, centrocampista con il vizio del gol. C'è un po' di caos e confusione, parte ancora Giacomelli dentro l'area di rigore con il portiere che allontana, con il tentativo anche di Nicolò Bianchi, deve liberare il destro Nicolò Bianchi e il pallone che passa in mezzo a una selva di gambe e si infila in rete per l'1-1 del Vicenza, che è arrivato con un fendente velenoso al limite dell'area con almeno un paio di... del Garda, si formano le coppie dentro l'area di rigore. È pronto intanto Maiorino, va con il destro, molto arcuata la parabola, resta lì perché attenzione c'è un pasticcio dentro la difesa per quanto riguarda il Vicenza. Scarsella, ancora lui che va a prendere il pallone e lo scaraventa in porta con la sua doppietta personale e è sempre lui il protagonista. Proprio, ancora Giacomelli, scarica lì dietro, Zonta, va in porta Zonta, così, accompagna l'uscita del portiere, manca deviazione e quindi conseguente